Innanzitutto questa forse è la data zero per il miele IGP del Piave. In realtà tutto nasce perché avevamo pensato qui a Spergiano di fare la strada del miele, ma affinché si possa procedere con la strada del miele è necessario avere il prodotto IGP, il prodotto certificato, per cui adesso inizieremo proprio da oggi la strada, perdonatemi la ripetizione, che porterà a certificare il nostro miele per poi dopo creare tutta una serie di eventi collaterali che porteranno solamente del bene alla nostra comunità. Dovremo passare in giunta, proprio tecnicamente nella giunta comunale, poi dovremmo cercare la certificazione unitamente a Coldiretti e ad APAT. Sarà un percorso sicuramente non velocissimo, nel senso che c'è una parte burocratica che dovremo seguire e una volta che avremo ottenuto la certificazione poi dopo partiremo con tutto ciò che di più bello ci possa essere per la nostra comunità. L'idea nasce proprio per valorizzare un prodotto di questo territorio, di tutta la produzione che nasce attorno al fiume Piave. Può avere un'importanza storica, ma speriamo arrivi anche ad avere un'importanza proprio culturale e di promozione del miele del nostro territorio, perché c'è poco da fare. Il nostro miele, in generale il miele italiano, ma il nostro miele del nostro territorio ha qualcosa di più, fortuna nostra, ha qualcosa di più rispetto al miele di importazione.